Se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Va ora in onda Spazio Più. il passato, sentite, danneggiare volato, devasere, ma nascono tutte cose, cacciava, non mi porta giù e campare. Senza te non posso stare perché non mi appartiene, perché mi piace tu. Senza te non posso stare, ti voglio troppo bene. Io vengo a tu, stai tu, un fascino significato. Lentamente, danzando così presente, la mia vita è solo tua. Di più, sempre di più. Sentite non posso stare, mi sembra di impazzire. E chiamo sempre a te. Sentite non ha più senso, io vorrei morire. Vorrei pensare a te. Questo fuoco nel tuo cuore, chiusa che c'è. Non metteresti stare solo, ma pure me la pensa a te. Prendere, ci sta facendo guerra. Prendere, non ci sta mai tregua. Devasere, ma non sente sto sapore. Cacciava, non mi porta giù e campare. Senza te non posso stare perché non mi appartiene, perché mi piace tu. Senza te non posso stare, ti voglio troppo bene. Io vengo a tu, stai tu, un fascino significato. Tentamente, danzando. Buonasera a tutti dallo Spazio Più. Come da tradizione il venerdì cominciamo sempre con la musica neomelodica e anche con Mimo Magneta che zampetta amabilmente avanti e indietro per lo studio perché non vuole sapere di sedersi. Ok. Allora, chi vi parla vostro spalacazzate preferito, rigorosamente in diretta via Carlo Bellerio 41 AD 31 gennaio 2025. A Milano piove, sembra una piccola cittadina inglese quasi dalla pioggia che continua a cadere. 0292947222, ripeto 0292947222. Per chiunque volesse intervenire in diretta per i più timidosi il rammento sempre il 340 670 9659, ripeto 340 670 9659. Per tutti i vostri WhatsApp li leggiamo come da obbligo perché noi diamo voce alla nostra gente, pardon. Rammento a tutti che questa Radio Libertà, lo Spazio Più, come ben sapete il venerdì lo consacriamo alla sicurezza, in particolare il venerdì ormai è come la musica neomelodica fissa, è un appuntamento consolidato, lo Spazio Più in collaborazione con i SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo, Polizia Penitenziaria. Ci raggiungerà il nostro co-conduttore Antonio Fellone che come ben sapete è impegnatissimo, lo presento già. Antonio Fellone come ben sapete, oltre che essere segretario generale aggiunto del SINAP è coordinatore nazionale Dipartimento Polizia Penitenziaria e Carceri della Lega. Però torniamo nello studio qua di via Carlo Bellerio 41, nel bunker di via Carlo Bellerio 41 abbiamo un ospite dal vivo, una persona davvero che ha già fatto tutta una serie di trasmissioni con noi da remoto e ora invece è qua in diretta, con cui andiamo a affrontare uno dei principali problemi del mondo penitenziario, non solo in Italia ma un po' in tutto il mondo.
in Libia non lo so, visto che va tanto di moda la Libia, poi approfondiremo anche il tema libico se necessario. Abbiamo qua il dottor Francesco Picozzi, dirigente di polizia penitenziaria. Buonasera dottor Picozzi, grazie per essere qua con noi. Grazie a voi, buonasera a tutti e soprattutto agli ascoltatori, grazie molte. Ecco, sono emozionato di averlo qua con noi, ovviamente, perché è una persona che ha dedicato buona parte del lavoro della sua vita a degli studi molto approfonditi su una questione che è problematica, soprattutto qua in Italia, ma in tanti paesi europei, ed è problematica, poi ce lo spiegherà lui perché, ovviamente anche dai parametri con cui si decide che divenga problematica, ma qua si apre un vaso di Pandora. Quindi per cercare il bandolo della matassa, per dipanare il filo di Arianna, abbiamo qua il dottor Francesco Picozzi, con cui insomma è un po'... gliela faccio la domanda a sto punto. Dottor Picozzi, è nato prima l'uovo o la gallina? Perché no, scherzo. Andiamo sul difficile. Già l'emozione di stare presente nello studio è elevata, in più se le domande sono così complesse, insomma. No, a parte gli scherzi. Siamo partiti dalla domanda dell'uovo e della gallina per arrivare più terra, ma fino a un certo punto. Il sistema penitenziario italiano, tanto per stare vicino a noi, e in particolare la Lombardia, che se non erro è la seconda regione d'Italia per sovraffollamento, la prima è la Campania, o la Puglia, dipende, perché poi mese per mese questa top 10 cambia. Ecco, non c'è nulla di statico. Il bello del mondo penitenziario è che, come la vita di fuori, dipende dall'attività criminale, che come ben sapete sono attività che non hanno varie intensità a seconda delle stagioni e dei posti. Insomma, non voglio stare qua, ma ve ne accorgete benissimo voi a casa. Tuttavia la Lombardia rimane sempre sul podio, o il secondo o il terzo posto è fisso, è nostro, e quindi come non partire da una città poi che ospita 3/4 istituti penitenziari, perché ricordo San Vittore, Opera, Bollate e poi Monza, che di fatto nell'area metropolitana di Milano, pur essendo un'alta provincia, di fatto fa da quarto carcere di Milano. E quindi la domanda è: siamo davvero in un sistema sovraffollato qua in Italia, o dipende dal modo in cui lo si considera? Perché da quello che noi sappiamo abbiamo paesi europei che insomma a livello di densità di popolazione detenuta hanno poco da invidiare all'Italia. Sì, no, in effetti il problema è abbastanza articolato, perché sembrerebbe una questione solo numerica e che i numeri parlino da soli. In realtà non è quasi mai così. I numeri vanno sempre letti e interpretati e calati in un contesto. Quello del sovraffollamento carcerario è un contesto particolare. Spesso in Italia nella narrazione, soprattutto nella narrazione mediatica, ma non solo, anche leggendo le riviste di settore di diritto, questo è successo negli anni, si tende a dire che e a parlare del sovraffollamento come se fosse un fenomeno soprattutto italiano e particolarmente grave in Italia. Ora, premesso che è un fenomeno negativo che nessuno auspica che ci sia, tutti speriamo che sia ridotto al minimo, anzi risolto, però quando si fanno delle valutazioni bisogna tenere conto del fatto che, fatto elementare ma non sempre ricordato, anzi quasi mai ricordato, che sovraffollamento non è un concetto oggettivo e indiscutibile a livello internazionale. Perché questo? Per vari motivi, ma ce n'è uno fondamentale, cioè che ogni paese calcola a modo suo la capienza degli istituti penitenziari, quindi variano i modi per stabilire se la cella numero 10 di quel determinato padiglione, di quella determinata sezione detentiva ha una capienza regolamentare da 3 oppure 4 posti oppure 5. Questo è un problema fondamentale, per cui
È difficile poi trarre giudizi. Di questo, in un ultimo articolo io mi sono occupato prevalentemente di questo aspetto non si tiene conto soprattutto sui giornali, cioè vengono spesso fatti titoli estremamente critici e anche poi sviluppati articoli particolarmente critici sul sistema carcerario italiano, forse più di quello che i reali problemi che ci sono, perché comunque è un problema esistente che qui non si vuole negare, però è oggetto di una narrazione mediatica obiettivamente più pessimista, più severa di quello che forse una valutazione oggettiva ci consentirebbe di dire. Poi a questo si collega un altro problema che nei documenti europei sul sovraffollamento carcerario spesso viene evidenziato, e cioè che il sovraffollamento non va valutato guardando i numeri dei riepiloghi nazionali, cioè a livello nazionale abbiamo 51.000 posti circa per quasi 62.000 detenuti, e quindi su questa base fare i confronti, ma va valutato anche tenendo conto di com'è la distribuzione sul territorio delle strutture penitenziarie. Quindi, per esempio, il problema può essere aggravato se la distribuzione sul territorio di un determinato paese è molto disomogenea. Sì, l'abbiamo parlato, abbiamo avuto anche scontro con qualche ascoltatrice sarda, perché è famoso il caso degli 8 carceri in Sardegna nuovi di pacche vuoti. È meraviglioso, cioè noi siamo contenti che il governo abbia fatto il centro in Albania, però avrebbe dovuto fare la stessa cosa, ha costituito tutta una serie di istituti penitenziari in Sardegna che sono vuoti, cioè vanno al 60% delle loro possibilità, mentre qua in Lombardia arriviamo a punti del 220-250, no? Però tutto fa brodo, perché vanno ad abbassare la statistica, la media statistica di sovraffollamento, no? Sì, la statistica sì, ma le condizioni reali no, quindi è importante approfondire anche questi aspetti quando si fa una valutazione. Poi ci sono tanti dettagli, ora non annoiamo gli ascoltatori con troppi dettagli, però anche ad esempio tenere conto dei posti temporaneamente, previsti regolarmente ma temporaneamente indisponibili, magari per lavori di ristrutturazione. Questo nei confronti internazionali non è molto chiaro in che misura venga fatto. Quindi riassumerei tutto per suggerire una regola a chiunque legge i giornali e si informa sul carcere: attenzione quando fanno confronti anche solo a livello europeo sul sovraffollamento carcerario, prendeteli con le molle, ecco. Allora, dall'altra parte del canone legnoso c'è la nostra mitica regia che per un lapsus mi sono dimenticato di presentarvi, c'è il mitico Lorenzo e poi Sveva, Capitan Futuro Sveva, e Mimmo Magnetta che ha fatto un colpo di stato e ha occupato la regia come al solito. E comunque dalla regia Lorenzo mi fa segno che dovrebbe esserci niente po' di meno che il segretario generale aggiunto nonché coordinatore del Dipartimento Carceri e Polizia Penitenziaria Antonio Fellone. Buonasera Antonio. Ciao ragazzi, grazie sempre a Radio Libertà per lo spazio che dedica alla Polizia Penitenziaria e al SINAPPE. Ne approfitto per salutare il mio amico Francesco che ascoltavo ed è sempre interessante. Ringrazio la regia, Chat, Fede, Mimmo è evaso, quindi già è stato dato l'allarme dal Dipartimento che non lo vedo più. No, per Mimmo, il resto, Mimmo c'è. Ogni tanto mi riesce. Pensa che Antonio, da quando Mimmo è in pensione c'è un detto che dicono che Mimmo Magnetta sia pensionato, ma nessuno sa dove sia. Ecco. No, però speriamo l'INPS lo sa. Sì. No, a livello di INPS. Dico questa, poi torniamo seri. In pensione va chi ha lavorato nella vita. Mimmo non ha mai lavorato, quindi ecco, Mimmo. Ma vattino, mo. In puro padano. Ecco, no, in verità ci sono 3.000 persone a Milano che sarebbero pronte a giurare il conero, visto che Mimmo Magnetta sembra un simpatico vecchietto di Foggia, ma invece è stato il RAS di 3.000 commercianti ambulanti milanesi che ancora se lo ricordano per la guerra contro la direttiva Bolkestein, che poi è passata in cavalleria recentemente, tra l'altro applicata. È una cosa che ha fatto molto molto male da un governo che aveva promesso di essere amico. Ecco, noi non dimentichiamo questa cosa qua non abbiamo peli sulla lingua, abbiamo detto tante volte, quando c'è una cosa che non va la diciamo. Insomma, è stato un colpo molto basso che ha subito tutta la categoria dei commercianti su aree pubbliche. Siccome noi siamo qua, lo dobbiamo a quella categoria, non ci dimentichiamo da dove veniamo. Vogliamo salutare tutti i commercianti ambulanti che ci ascoltano, una categoria meravigliosa
che si spezza la schiena ogni giorno per fare il suo lavoro e per, pensate un po', invece di essere di fare come le grandi multinazionali che portano i loro guadagni all'estero, le piccole partite IVA, quello che guadagnano lo lasciano in stragrande maggioranza qua, fosse solo per il fatto che i fornitori stanno tutti qua. E comunque vabbè, è vero Federico, però la categoria di cui tu hai parlato poc'anzi non c'ha niente a che vedere con quella che invece rappresentate tu e il dottor Picozzi. Insomma, avete a che fare con bestie ben più particolari. Con queste non voglio offendere le bestie. Sì, offendi la Rawlings, perché poi qua devo trovare animali fantastici e dove trovarli, ecco, cioè apriamo tutta una serie di lettere, no scherziamo ovviamente, al di là delle bestie che sono negli zoo ed è un altro settore, noi siamo qua per parlare di altro, per cercare appunto il bandolo della matassa, per capire se è nato prima l'uovo o la gallina. È brutto da dire, però insomma è un settore da cui gli studi, voglio ricordare, sono antichissimi. Io sono un ex studente di giurisprudenza, orgoglioso di aver abbandonato il mio percorso, ma mi ricordo ancora de Tocqueville, che era un pensatore liberale che viene inviato dalla Francia post-rivoluzionaria negli Stati Uniti a fare cosa? A studiare il sistema penitenziario americano. E da là lui scrive tutte le sue opere sulla democrazia liberale. Siccome Alexis de Tocqueville è ancora oggi uno, possiamo dire, un basamento del diritto liberale moderno, pensate un po' quanto è antica la questione penitenziaria. E ancora oggi sono carceri come San Vittore e Brescia che si ispirano a quel periodo, no? Sono fatti a raggiera, a panopticum, no? Tutta una serie di concezioni, ma vedo che il dottor Picozzi scalpita, sicuramente ne sa più di me. No, annuisco, no, sono d'accordo, è un problema storico anche a noi. Nei miei studi mi è capitato anche di imbattermi nei dibattiti del Regno d'Italia, ancora fino agli ultimi decenni dell'Ottocento si parlava, magari con termini leggermente diversi dagli attuali, ma si parlava esattamente del sovraffollamento carcerario, il problema del lavoro dei detenuti, cioè il problema dell'istituzione penitenziaria, i problemi con cui l'istituzione penitenziaria si confronta nella storia sono ricorrenti, insomma non sono facili da risolvere. L'edilizia, come costruire le strutture penitenziarie, qual è il modo migliore di costruirle, e quindi evidentemente non sono problemi di immediata intuitiva soluzione. Quindi, poi naturalmente sono anche influenzati dal modo di pensare delle persone, anche diciamolo pure, posso dire una parolaccia a questa radio? Sì, tranquillo, noi qua quel massimo del populismo qua, quindi sono problemi la cui soluzione è anche influenzata dalle ideologie di chi li affronta. Oggi dire ideologia sembra che sia diventata una parolaccia, no? Sono tutti non ideologici, in realtà tutti noi penso abbiamo un'ideologia che ci condiziona, quindi è chiaro che l'approccio a questi problemi risente anche di quello, cioè non è un fatto neutro, è un fatto che risente molto della visione della cultura di ciascuno e quindi anche della impostazione ideologica. Sì, no, infatti io, come ben sapete, sono un comunista padano e avrei sempre voluto portare i campi di lavoro qua in Italia, perché secondo me la pena una persona la sconta davvero solo se lavora. Però sono in minoranza, tra virgolette, molti pensatori, insomma, molti legislatori la pensano totalmente diversa da quello che penso io. Negli stati socialisti possiamo dire che è ancora oggi così, siccome la Russia, come ben sapete, non è più uno stato socialista, anche se molte istituzioni li marcano, però se una persona va a Cuba, in Corea del Nord, Vietnam, che sono dittature, Laos e il quinto stato me lo dimentico sempre, Cina, Corea del Nord, Cuba, Laos e il quinto non mi sembra. Non la Thailandia. Comunque negli stati socialisti, proprio per scelta ideologica, chi è detenuto deve lavorare, perché solo con il lavoro si rieduca. Ecco, lo so, ho aperto un vaso di Pandora, però so per esperienza che in molti stati ex socialisti dell'Unione Europea, tra cui Polonia e Slovacchia, ancora oggi il lavoro è obbligatorio o poco ci manca. Cioè, so che comunque questa impronta è rimasta in molti stati. Diciamo, il tema è vasto, però effettivamente il lavoro
anche da noi, sia pur non in quelle forme autoritarie certamente, è uno degli elementi centrali che comunque del trattamento penitenziario. Ma devo dire anche che nei dibattiti questa volta che coinvolgono meno persone, quindi quelli che si svolgono più sulle riviste di diritto, talora ritorna l'idea di valorizzare il lavoro, ad esempio, nelle misure alternative, cioè dare più spazio al lavoro, a un lavoro di pubblica utilità come forma di misura alternativa alla detenzione, diciamo da alcuni ritenuta più efficace rispetto a quelle attuali. Quindi è anche vista come modo per la persona che comunque in qualche misura ha infranto il patto con la società per ripagare anche la società di questa sua infrazione. Quindi è un tema che insomma, sul quale il dibattito non è chiuso oggi, quindi Sviamo dal tema perché mi ha incuriosito questa, insomma, sviamo un attimo, però siamo sempre nel tema di sovraffollamento penitenziario, le misure alternative, perché anche qua ultimamente si sta aprendo qualche vaso di Pandora. Ho letto qualche mese fa un articolo molto interessante sul Fatto Quotidiano, non mi ricordo l'autore, chiedo venia ai colleghi del Fatto Quotidiano che salutiamo. Sappiate che spesso e volentieri ci speriamo gli articoli del Fatto Quotidiano per fare trasmissioni da questa radio. Ecco, ora vorranno i diritti. Scherzo, ovviamente. Saluto anche i giornalisti del Domani, che se non fosse per loro qua avremmo già chiuso Baracca e Burattini da anni. Un saluto anche a loro. Noi leggiamo. A proposito, poi su questo ne parliamo dopo, ci dobbiamo fare una bella chiacchieratina dopo, magari dopo la pubblicità, ecco. Perché volevo sempre ringraziare questo quotidiano per la grande pubblicità che ci fa nel quotidiano, quotidiano, quindi tutti i giorni ci fa una grandissima pubblicità. Però non volevo interrompere Francesco e volevo continuare quel discorso in merito al sovraffollamento, sì, perché è un tema molto sentito. Ognuno dice la sua, quindi però quegli argomenti di Francesco sono degli studi, quindi io sono molto curioso di ascoltare e capire quella che è la realtà dei fatti, non le chiacchiere che raccontano in giro. C'è una corrente di pensiero tra i criminologi, comunque gli studiosi del mondo penitenziario, che afferma che le misure alternative in verità non siano così efficaci come vengono, insomma, propagandate. Ecco, anche là c'è una corrente un po' più liberale, possiamo dire sociale, che dice no, le misure alternative redimono, è sicuro, una persona che fa una misura alternativa al 99,9% non rientra più in carcere. Invece ora anche qua c'è questo nuovo filone che dice no, fate attenzione, in verità quelle statistiche sono un po' ritoccate, non è così vero questo. Siccome il tema della recidiva, almeno qua in Italia, è uno dei maggiori problemi, uno dei maggiori fattori per cui c'è un consistente sovraffollamento. Ecco, noi nella statistica a livello europeo siamo tra i primi paesi per recidiva. Infatti anche qua, ne parleremo nella seconda parte, ma di una domanda che mi frula nel cervello da qualche giorno, perché sapevamo da qualche giorno che il dottor Pricozzi ci avrebbe onorato della sua presenza. Però ritorniamo alla domanda. È vero quello che si afferma quindi ultimamente da questo nuovo filone, che le misure alternative così efficaci non sono? Allora, bisogna capire cosa intendiamo per efficacia. Diciamo che se per efficacia consideriamo il rapporto fra costi e benefici, probabilmente in tanti casi sono efficaci, perché sicuramente costano meno allo Stato che eseguire per molte più persone la pena all'interno di un istituto penitenziario. Così costano meno anche alla società, perché comunque una persona non ristretta in carcere ma in misura alternativa, comunque se la misura è eseguita e controllata seriamente, può dare un maggior contributo alla società tutta, anche in termini di lavoro, di lavoro anche domestico, insomma. Se invece valutiamo altri profili, il discorso può essere più articolato. Conosco anch'io quel dibattito sulla incidenza sulla recidiva. Io lo prenderei con cautela, perché quelli che sostengono a spada tratta l'idea, senza tentennamenti, che le misure alternative di per sé diminuiscano la recidiva, a me non convincono fino in fondo, perché è chiaro che
non è facile condurre degli studi, perché già di per sé le persone ammesse alle misure alternative mediamente sono ritenute, a torto o a ragione non lo so, ma insomma il sistema in tutto il mondo, in tutti gli stati tendenzialmente sono persone ritenute meno pericolose, quindi è più probabile che siano meno propense poi a cadere in recidiva, ecco. Dall'altro lato vi è chi appunto mette in evidenza questo aspetto e quindi dice: ma probabilmente è lo stesso articolo che abbiamo letto qualche tempo fa, più o meno sosteneva questa tesi, dice attenzione, perché trarre conclusioni su queste basi è un po' ingannevole. Io personalmente ho guardato un altro dato ancora che, e non sono stato l'unico, ci sono state altre persone che lo hanno evidenziato, e cioè il fatto che un altro concetto ancora di efficacia, cioè ma le misure alternative sono, come si riteneva anche solo una dozzina di anni fa, la sicura panacea, il sicuro rimedio per il sovraffollamento carcerario? Cioè aumentando le misure non carcerarie sicuramente diminuirà il sovraffollamento? I fatti ad oggi ci dicono no, perché sono aumentate e di molto le persone in esecuzione di misura alternativa, ma ci ritroviamo adesso nel pieno di una nuova polemica sul sovraffollamento carcerario, perché la popolazione detenuta comunque è tornata a crescere, ha superato di nuovo le 60.000 unità e quindi si è dimostrato che quantomeno sotto questo punto di vista non c'è una diretta e matematica correlazione fra incremento di misure del ricorso alle misure alternative e decremento della popolazione detenuta in carcere. Quindi questo è un fatto abbastanza oggettivo. Poi le ragioni sociali possono essere mille, è un lavoro appunto da sociologi, criminologi, sociologi, che potrebbero approfondire ulteriormente rispetto a quello che è già stato fatto questo specifico profilo. Allora andiamo immediatamente in pubblicità, ma torniamo subito sempre qua su Radio Libertà. Pubblicità. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita radiolibertà.net. Ti basta un click e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su radiolibertà.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Libertà. La tua radio. Diamo voce alla nostra gente. Rieccoci in onda con lo Spazio Pio in collaborazione con il SINAP, il Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria, con Antonio Fellone in collegamento da Brescia, Mimmo Magnetta che saltella qua e là, Federico lo Sparacazzate e soprattutto il dottor Francesco Picozzi che ci onora della sua presenza, e parliamo insomma di argomenti molto pesanti, insomma della ragion d'essere medesimo, possiamo dire, del sistema penitenziario. E qua insomma vi avevo anticipato che avevo una domanda che mi frulla nel cervello, almeno su quello che resta, da qualche giorno. Ma che senso ha dire che il sistema penitenziario è sovraffollato, cioè a livello di infrastruttura? Non sarebbe molto più giusto parametrare a livello di servizio? Cioè magari in un carcere ci sono 2000 detenuti, va bene, però il servizio che si può fornire è per 500 persone, perché non ci sono un numero sufficiente di medici, psicologi, agenti che li sorvegliano, assistenti sociali, educatori. Non sarebbe molto meglio fare una parametrazione sulla qualità del servizio che si può offrire e anche cercare di assumere quelle figure umane? Perché alla fine no, anche qua ci sono due correnti di pensiero: chi dice che il carcere è solo infrastruttura e che invece chi pensa che in verità il carcere è fatto dalle persone, soprattutto cioè da quelle che sono ospitate e da chi ci lavora. Sicuramente la domanda è interessante e
Io credo, però non ho una risposta certissima, però a livello internazionale è più facile fare confronti fra nudi e crude numeri. Anche se è più facile, ma non ci riusciamo, nel senso che le statistiche europee sul sovraffollamento carcerario non sono attendibili per i motivi che vi dicevo prima. Quindi anche solo paragonare dei meri numeri tra stati diversi comporta delle difficoltà. Così come non è facilissimo confrontare i tassi di criminalità, perché comunque tra uno Stato e l'altro cambia il tipo di diritto penale, cambia l'efficacia delle forze dell'ordine, la severità in concreto delle autorità giudiziarie quando vanno a determinare le pene nei singoli casi concreti. Quindi anche le statistiche più semplici, se fatte tra stati diversi, possono non essere così facili ed immediate. Quello che dice lei sicuramente sarebbe meglio, cioè renderebbe meglio l'idea della reale situazione di uno o più istituti penitenziari, perché effettivamente l'aspetto dello spazio e l'aspetto numerico è importante, non lo neghiamo, così come l'aspetto anche della salubrità della struttura, del livello di manutenzione di una struttura è molto importante. Sono parametri un po' più difficili da misurare. Sarebbe sicuramente auspicabile che si approfondiscano i confronti internazionali su questi temi. Quanti psicologi, Faccio un esempio un po' su un tema davvero delicato, quindi ne voglio parlare solo brevemente con molta prudenza, quello dei suicidi nelle strutture penitenziarie. Ora, l'anno che si è appena concluso purtroppo ha fatto registrare un numero elevato di suicidi nelle strutture penitenziarie italiane. E molti autori sia giornalisti che studiosi di diritto tendono a dire che questo è correlato, è conseguenza del sovraffollamento carcerario. Ora, a guardare i numeri solo italiani, guardare solo le serie storiche degli ultimi anni, non si ha conferma di questa affermazione, perché faccio degli esempi. Il record, sto alle statistiche ufficiali, il record dei suicidi negli istituti penitenziari si è verificato nel 2022, quando l'affollamento era decisamente inferiore a quello del 2024. Nel 2023, con una crescita dell'affollamento rispetto al 2022, per fortuna questo numero è calato. Quindi, ma in più, se prendiamo il 2010, che ad oggi è tuttora l'anno record per il congestionamento delle carceri, quindi per il sovraffollamento carcerario, vediamo che in quell'anno il numero dei suicidi era stato decisamente più basso rispetto agli ultimi anni. Sì, in incidenza percentuale, ovviamente. No, giusto? no, in numeri assoluti, proprio in numero cioè assoluto, con più sovraffollamento, quindi più detenuti, meno posti, ci sono stati in termini assoluti meno suicidi. Quindi in percentuale ancora meno. Sì. Dottore, la devo interrompere perché abbiamo una chiamata in diretta, quindi noi diamo voce alla nostra gente e passiamo, come ben sanno i nostri ascoltatori, hanno la precedenza. Quindi passiamo alla prima ascoltatrice o ascoltatore della serata. Buonasera, chi è? E da dove chiama? Buonasera. Buonasera, chiamo da Bergamo, mi chiamo Francesca. Intanto grazie per questo approfondimento. Chiedevo un'opinione sulla ipotesi di costruire nuove carceri, di ampliare il numero degli istituti o la loro capienza, perché non ho ben compreso, ho visto posizioni molto diverse. Grazie. Anche qua apriamo un altro vaso di Pandora, perché possiamo dire che è un paese in cui facciamo fatica a fare infrastrutture penitenziarie, un paese dove dagli anni 90 ad oggi è stato fatto poco niente, anzi dagli anni 80, dalle famose carceri d'ora ora, insomma, è stato costruito poco niente, si fa molta fatica, nonostante i vari piani carceri, a costruire. Beh, oddio, un po', forse il quadro non è così negativo, nel senso che con la famosa sentenza Torreggiani, poi anche prima, già nel 2009, con la sentenza Sulejmanovic e poi la Torreggiani del 2013, si è avuta una accelerazione dell'attività di edificazione di nuove strutture, quindi il sistema
penitenziario ha conosciuto un ampliamento del numero di posti, un ampliamento che i numeri comunque ci dicono ancora non sufficiente rispetto al numero di persone presenti. Anche qui mi viene da dire che è una scelta politica, chiaramente, dipende dall'orientamento politico se scegliere di puntare di più sulla ampliamento della capienza del sistema carcerario per rispondere al sovraffollamento, oppure ampliare ancora la possibilità di ricorrere alle misure alternative alla detenzione. Quindi dal punto di vista tecnico non è che un tecnico può dire cosa è giusto, cosa è sbagliato. Le autorità politiche devono fare questa valutazione, naturalmente tenendo conto del contesto. Io peraltro mi viene in mente, segnalo questo aspetto, ogni tanto torna sui giornali perché vi sono alcuni che sostengono la tesi che può sembrare un controintuitiva, insomma può sembrare strana, diciamo, cioè che se si costruiscono nuove carceri si aggrava il problema del sovraffollamento. È come l'autostrada, insomma, molto là, ma se costituiscono l'autostrada porta traffico su traffico, è un cane che si mangia la coda. Sì, allora, in parte può essere anche vero, per le autostrade magari è vero, perché i cittadini sono liberi di scegliere se circolare, quindi chiaramente con maggior numero di autostrade probabilmente si sentono incentivati ad andare in macchina e meno in treno. E le carceri comunque conoscono un afflusso che è filtrato ovviamente dalle decisioni delle autorità giudiziarie, quindi non credo che si facciano così condizionare dall'idea, decidano l'esito di un processo e quindi la determinazione della pena in base a considerazioni sulla quantità di posti nelle strutture penitenziarie. In generale questa tesi è un po' una forzatura di quello che si dice a livello europeo. Il Consiglio d'Europa nei suoi documenti lo dice, anche il Comitato Europeo di Prevenzione della Tortura. In particolare in un documento del 2022, nel suo rapporto generale del 2022, il Comitato di Prevenzione della Tortura diceva che, richiamando precedenti documenti, diceva ma non è stati che hanno tassi di detenzione elevatissimi, che non si spiegano con il reale andamento della criminalità, non fanno una scelta corretta e condivisibile se pensano di incrementare il numero dei posti nelle strutture penitenziarie. Probabilmente devono ragionare di più di ricorrere maggiormente alle misure alternative. Ecco, bisogna chiedersi se questa è la situazione dell'Italia di oggi. Abbiamo stati europei che l'hanno fatto. So che in Francia è stato uno sforzo molto per costruire strutture penitenziarie, dovuto anche al forte flusso migratorio degli anni 70, degli anni 60, 70, 80, 90. Dall'Algeria in poi, come ben sapete, la Francia è stata insomma protagonista di un forte flusso migratorio, e anche in Germania, però addirittura in Germania, io so, c'è in particolare il famoso caso del carcere di Stoccarda, dove fu costruito apposta questo super carcere, dove all'interno per buona parte c'erano ospitati i componenti della Rote Armee Fraktion, delle famose brigate rosse tedesche. Addirittura in quel carcere là, pensate, parliamo un po' di storia che è interessante, nelle sezioni in cui erano ospitati componenti brigatisti tedeschi, non lavoravano i componenti dell'amministrazione penitenziaria dello Stato del Baden-Württemberg, ma del servizio di sicurezza federale, c'era direttamente lo Stato, i servizi segreti insomma tenevano. E pensate che quel carcere, una volta esaurito il suo scopo, è stato chiuso. Cioè noi abbiamo notizia di alcuni paesi, in particolare la Germania, che ha visto una contrazione del numero di posti detentivi. Evidentemente, non lo so, mi auguro per l'efficacia del sistema giudiziario, no? Bisogna, questo cercavo di dire, esattamente questo, cioè ogni paese deve valutare le proprie condizioni. Qualche dato oggettivo si può ricavare, cioè l'Italia non ha una capienza complessiva elevata rispetto agli altri paesi europei simili per dimensioni, insomma, ha un numero di detenuti molto più basso, ad esempio, di Gran Bretagna, Francia, Spagna. Questi sono dati. Che la Spagna che è ben più piccola di noi, cioè ricordiamo che la Spagna ha 42-43 milioni di abitanti, in crescita, noi siamo 59 milioni, eppure la Spagna ci supera per numero. Allora, ci ha sia superati in numeri assoluti, ma comunque è avanti a noi nettamente come proporzione fra numero di abitanti e numero di detenuti, quindi è un
paese che ricorre al carcere molto più di noi. Quindi tutto sommato ci sono elementi per dire che oggettivamente ad oggi l'Italia non ha un grande sistema penitenziario in proporzione al suo numero di abitanti e non ricorre al carcere in modo massiccio. Poi naturalmente va valutato, si potrebbe anche dire sì, ma l'Italia non ha un problema di criminalità, ha dei tassi di criminalità molto bassi, quindi va bene così, anzi riduciamo ancora il numero dei detenuti, però ripeto, questa è una valutazione sì che un po' da tecnici, ma soprattutto poi da politici, cioè va fatta poi una scelta politica tenendo conto del dato tecnico. Torniamo all'Europa. Abbiamo un'Europa che pretende di standardizzare, di parametrare la curvatura delle banane, i sciacquoni del water, il numero di piselli in un baccello, eppure non esiste uno standard, una direttiva europea, una base che dica quante persone debbano stare in tot metri, cioè come si faccia a capire anche quale sia il livello minimo dignitoso da garantire ad ogni persona detenuta, anche perché se siamo cittadini europei chiunque di noi rischia di essere anche un ristretto di un paese dell'Unione Europea e quindi a garanzia dei cittadini europei, oltre che a normare banane, piselli e sciacquoni del water, sarebbe bello normare anche questo. Come si spiega questo buco normativo, questa svista? Ma allora, diciamo che in realtà uno standard minimo l'Europa, intesa non come Unione Europea, Sì. ma come Consiglio d'Europa, ce lo dà grazie alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, che comunque con le sue sentenze ha stabilito dei criteri minimi. Ne cito uno perché è molto famoso, i 3 metri quadrati famosi da garantire come minimo all'interno delle camere di pernottamento. Certo, non esiste una regola europea per la capienza regolamentare, quindi non abbiamo ed è questo poi che provoca la confusione nelle statistiche, perché ogni paese è legittimamente libero di stabilire dei propri criteri, quindi di comunicare la capienza dei propri istituti secondo un calcolo fatto in base a regole proprie nazionali, e questo fa saltare un po' ogni confronto. Effettivamente passando dal Consiglio d'Europa all'Unione Europea, l'Unione Europea in taluni casi si è resa conto del problema, ma ad oggi non abbiamo delle indicazioni tassative vincolanti per gli Stati né dal Consiglio d'Europa né dall'Unione Europea. Quindi questo problema sui confronti sul sovraffollamento lo continueremo ad avere. Secondo me non è solo un problema statistico, non è solo un problema che poi quando vengono pubblicate le statistiche dai giornali non hanno molto senso perché non sono statistiche, quindi non sono fatte su numeri oggettivi, ma è proprio un problema di mancanza di omogeneizzazione di paesi che comunque sono vicini da un punto di vista culturale, quindi potrebbero in qualche modo convergere su una determinazione delle capienze degli istituti penitenziari unitaria, omogenea a livello continentale, che magari aiuterebbe taluni paesi anzi a porsi degli obiettivi di miglioramento possibili e realizzabili delle proprie strutture penitenziarie. Un'altra curiosità che mi ha sempre affascinato è il mondo della detenzione femminile, perché insomma il crimine è sempre, o meno, storicamente sono sempre stati gli uomini con incidenza decisamente molto maggiore, in circa 95% Sì. maschi, 5% donne. E quindi la domanda è, uno, qual è la condizione della detenzione femminile, almeno qua in Italia? Si sovviene a un sovraffollamento? Siamo a dati più normali, più, come possiamo dire, più tranquilli da quel punto di vista? Ricordiamo che, giustamente, essendo molte di meno le donne recluse rispetto agli uomini, anche il numero di reparti e di istituti penitenziari dedicati solo alle donne è nettamente minore. E poi l'altra domanda è, se una persona vede la cultura moderna, i film e cose, oppure la badante assassina, c'è un'incidenza che quasi la metà dei reati li fanno le donne, invece non è così. Però c'è un aumento dell'incidenza della detenzione femminile o è costante nel tempo questa percentuale 95% maschi, 5% donne?
Allora, negli ultimi anni mi pare abbastanza costante, non ho visto scostamenti rilevanti, più o meno le proporzioni sono quelle. È un po' diversa la proporzione se si guarda le persone sottoposte a misure alternative, dove la percentuale delle donne è più che doppia rispetto alla percentuale delle donne detenute negli istituti penitenziari, quindi proprio detenute in carcere, ecco. Mhmm, Questo dipende da tante ragioni, sicuramente sono ragioni sociali, poi anche pensiamo l'accesso maggiore legato al fatto oggettivo della maternità, quindi l'accesso maggiore alle misure alternative alla detenzione e in generale credo che, non sono un esperto del tema, leggendo però cosa dicono gli e le studiose del tema, vedo che viene segnalato come problema, diciamo ampio, per le donne nell'esecuzione penale, diciamo la diciamo viene visto un po' come un riflesso della posizione delle donne nella società. Quindi magari in società, dove, le donne hanno un ruolo, diverso, possono variare, questi numeri, così come per esempio nella storia questi numeri poi variano a seconda anche dell'impostazione del sistema penale, che magari criminalizza di più o meno severamente determinati reati. Però diciamo obiettivamente la tendenza nel nostro paese storica è questa e, penso che difficilmente venga rovesciato, almeno non si vede una tendenza in questo senso. Sì, no, ricordo a tutti gli amici a casa che sono problemi che riguardano tutta la società, alla fine le famose 2 città. Sappiate che, ora, gran parte degli istituti penitenziari non sono più al centro della città come lo erano una volta. Ecco, una volta, si passava sotto San Vittore, a Milano, vicino a Regina Coeli, se una persona andava al mercato in centro o insomma era molto più facile incappare davanti a un istituto penitenziario. Ora la maggior parte sono relegati in periferia. Sappiate che comunque quasi 6 miliardi dei vostri soldini ogni anno vanno all'amministrazione penitenziaria, quindi che vi piaccia o meno è un problema, anzi è una questione che riguarda tutta la cittadinanza, almeno per come vengono spesi i soldi delle persone, per l'efficacia con cui questi soldi vengono spesi. È importante che il sistema funzioni il più possibile, perché altrimenti si va solamente a gonfiare, ad allargare, ecco, un disagio sociale. Dobbiamo ricordare che quelle persone prima o poi usciranno e la principale missione dell'amministrazione penitenziaria deve essere impedire che si ritorni fuori a fare i stessi reati e soprattutto migliorare le persone che sono entrate, magari inserendo una professione, facendole studiare, perché poi ricordiamo che chi delinque purtroppo ha una scolarizzazione bassissima, tantissime persone che purtroppo sono in carcere non sanno nemmeno leggere e scrivere. Ci sono i colletti bianchi, però sappiate che è un problema culturale, di risorse, di dipendenza dagli stupefacenti. Ora non ne parliamo, come ben sapete, il problema è esploso, quindi interessatevi di quello che accade, pensate, c'è una certa stampa che fa clamore, che vende copie, salutiamo gli amici del Domani, con cui siamo di fatto in società, poi Antonio ci dirà quello che ci vuole dire, visto che... Antonio, ci sei? Ho detto vi stavo aspettando. Ecco, sì, no, dottor Picozzi, facciamo dire qualcosa ad Antonio, perché sennò quello poi va all'aceto e si offende, non ci... No, guarda, quello che abbiamo di bello noi in questa radio è che riusciamo comunque a trattare varie argomentazioni, perché può sembrare, ma questo è un argomento molto molto importante, perché ripeto, ognuno poi si sente in diritto di dire ciò che vuole, e spesso si fa una cattiva informazione. Invece dare le giuste informazioni, parlare delle cose, soprattutto quando sono studiate, centellinate, allora lì che emerge realmente un dato concreto, non
giusto perché dobbiamo dare fiato alla bocca e quindi ognuno si sente in diritto di dire c'è il sovraffollamento, è perché ci siano 100.000 detenuti in più, 50.000 detenuti in più, ma anche sul discorso della costruzione delle nuove carceri. Va sempre ricordato che questo governo comunque ha stanziato 166 milioni, ha previsto la figura del commissario. Del commissario, perfetto, che a breve dovrebbe esserci una riunione per vedere lo stato di avanzamento. Comunque si sta muovendo, quindi sì, è ovvio che è meglio costruire nuove carceri che dare i vari sconti di pena o altro, indulto, amnistia, nel rispetto delle vittime, perché io la penso così, che in primis vanno messe sempre comunque le vittime di queste persone, le vittime di reato. Un qualcosa va fatto per le vittime di reato. A volte ne parliamo con Francesco quando ci troviamo al Ministero, ci incrociamo, facciamo la nostra chiacchierata. Spesso, Francesco, noi parliamo delle vittime del reato, di provvedere magari a trovare un garante per le vittime del reato, qualcuno che si preoccupa di queste persone, perché è fondamentale, perché il vero problema l'hanno avuto loro, e ovviamente chi è dentro deve scontare una pena, ma se è dentro qualcosa ha fatto, e se per ogni persona che c'è dentro c'è una persona fuori magari che ha subito, e quindi il rispetto e il pensiero in primis va a queste persone. Detto ciò, volevo riallacciarmi, se mi permettete, parla Antonio Fellone, quindi mi assumo le mie responsabilità. Ho letto un ulteriore articolo del Domani, io non capisco perché il Domani è così accanito nei confronti del corpo di polizia penitenziaria, nei confronti della nostra organizzazione, perché questo articolo citava proprio il SINAP e tante altre cose, quindi che veramente per me fuori luogo. L'autore sappiamo che è il signor Nello Trocchia, che rinnoviamo ancora l'invito a questo signore di intervenire in trasmissione, perché io la prima domanda che gli vorrei fare: cosa ti ha fatto la polizia penitenziaria? Perché hai sempre nel cuore la polizia penitenziaria, perché voglio dire, la mia ironia, perché è un continuo attacco dai fatti di Santa Maria, dai fatti di Salerno, è un continuo attaccare Modena. Ogni articolo di questo signore è un attacco diretto al corpo di polizia penitenziaria. Ripeto, non mi interessa che ha citato me, ha citato altre persone vicine a me, appartenenti alla nostra organizzazione, in quest'ultimo articolo, che sinceramente, voglio dire, poi chi si è sentito tirato in ballo sta certamente facendo le proprie valutazioni, perché poi ci sono gli organi competenti, perché a volte c'è anche il rispetto per le persone, perché voglio ricordare a questo signore che noi rappresentiamo lo Stato e la legalità, indossiamo una divisa e siamo in istituzione, e nel quotidiano comunque i nostri colleghi rischiano la vita tutti i santi giorni all'interno dei reparti detentivi, quindi meritiamo solo ed esclusivamente rispetto, punto. Che lui magari trovasse un altro argomento, così andasse a concentrare su altre storie, perché veramente siamo stufi perché è un continuo attaccare la polizia penitenziaria, ripeto, dai fatti di Santa Maria ai fatti di Modena. Quindi io invito ufficialmente il signor Nello Trocchia, quando vuole, la nostra radio è aperta a tutti. Sbaglio, Federico? Assolutamente, quindi noi saremo onorati della sua presenza, anche della redazione del Domani. Per capire qual è il problema del Domani, del quotidiano Domani, e in questo caso del signor Nello Trocchia. Vogliamo capire questo astio che è il signor Nello Trocchia nei confronti del corpo di polizia penitenziaria. Magari si può chiarire, si può capire. Una volta si diceva bene o male purché se ne parli. Secondo me il corpo di polizia penitenziaria paga la sua crescente celebrità. Ecco, io la guardo in positivo. Allora, siamo in chiusura, volevo far dire un'ultima battuta al dottor Francesco Picozzi. No, io l'ultima battuta, vi ringrazio per questo invito, è stato un vero piacere, ringrazio gli ascoltatori, insomma, che hanno avuto la pazienza di seguirci. No, siamo onorati noi, è stata davvero una trasmissione che è letteralmente volata, intensa, magari si poteva fare meglio sicuramente, però a me è piaciuta condurla, è stata una chiacchierata interessante, molto alta, e penso che sia piaciuta ai nostri ascoltatori pure, perché è una questione che riguarda l'intera società. Ecco, le famose due città. Voglio ringraziare Lorenzo Sveva, Mimmo Magnetta e soprattutto Antonio Fellone per aver organizzato la trasmissione. Antonio? Io dico che intanto ringrazio Francesco per essere intervenuto, mi scuso con lui perché dovevo essere anche io di presenza, ma non sono riuscito perché purtroppo io il venerdì e il lunedì per me
per l'altro lavoro che faccio, quindi veramente non sono riuscito. Sarei venuto volentieri anche per salutare l'amico Francesco, che ovviamente a me la trasmissione è piaciuta tantissimo, infatti sono stato qui ad ascoltarmi perché sono cose interessanti. Ripeto, bisogna raccontare tutto a 360 gradi, perché la nostra non è una trasmissione di piagnoni o che sai cos'è la polizia penitenziaria, carenze personali. No, a noi piace raccontare il mondo penitenziario tutto a 360 gradi, e questa è una problematica che vede comunque coinvolto il nostro mondo. Quindi ringrazio ancora Francesco, con lui ci vediamo settimana prossima, gli faccio i complimenti perché per essere la prima volta live è andata veramente arretto. Ha tenuto botta, come si dice. Grazie a tutti per l'ascolto, ma dobbiamo chiudere, altrimenti sforiamo per l'ennesima volta. Dico sempre, viva la polizia penitenziaria, viva il SINAP, buonasera a tutti. Ciao.